Borsa Internazionale del Turismo, Milano. Siamo venuti a visitare questo evento importante, ma soprattutto siamo venuti a farci ospitare in una delle regioni davvero più interessanti e affascinanti d'Italia, il Friuli Venezia Giulia. Visitando questo stand è un po' come avere un mosaico, tanti tasselli messi insieme che vi fanno capire il fascino di questa regione del nord-est. Presidente Tondo, insomma lo stand Friuli anche quest'anno fa parlare all'insegna della sobrietà, dell'eleganza, della qualità, proprio in linea con quello che diciamo è quello che lei predica ormai da tempo per il Friuli. Ce l'abbiamo messa tutta per offrire a tutto il mondo che vuole avvicinarsi uno stand che raccolga al proprio interno tutte le opportunità che il Friuli ha, quindi il mare, la montagna, le città d'arte, i percorsi della guerra, l'enogastronomia, le frecce tricolori, gli arrotini, cioè tutti questi mestieri che adesso non ci sono più, per dare proprio la sensazione che siamo una regione unica e ospiti di gente unica, perché vogliamo personalizzare il rapporto con i nostri clienti che arrivano da noi. Lei, Presidente, si sta proponendo per la sua linea molto semplice, rigida, attenta comunque al territorio e a quello che sono le cose concrete. Mi stupirei che non fosse così e non capisco chi non si comporta così, nel senso che in un momento di difficoltà economica, in un momento in cui la crisi si sente e prende un po' tutti, una politica, se le istituzioni sono percepite lontane dalla gente, siamo persi. Quindi ho cercato di trasmettere due termini sostanzialmente: sobrietà e concretezza. Laddove per sobrietà si intende non sprecare i soldi, dall'altra concretezza, cioè non tanti paroloni, smettiamo di fare grandi voli pindarici, la regione della conoscenza, l'internazionalizzazione, tutte belle parole, però se poi non le riempiamo di fatti concreti credo che non facciamo un servizio. Dare forza a questo nostro concetto diventa anche rilanciare quello che è la caratteristica del nostro popolo, che è un popolo di persone che lavorano, che producono. Ci sono stati due fatti che sono stati: prendersi l'impegno del commissariamento della terza corsia, rinunciando ovviamente a quello che è il compenso, e l'altro quello di portare avanti una scelta di innovazione, di infrastruttura insieme al ministro Brunetta, in cui il Friuli risulta il primo a andare a ricercare di modernizzare tutto il sistema, risparmiando, fra l'altro, mi citava, una serie di metrature di scaffali. Noi abbiamo informatizzato, e questo però è il merito dell'ottimo ministro Brunetta, però noi abbiamo fatto squadra con lui, e non a caso Brunetta ha scelto il Friuli Venezia Giulia per fare questo esperimento. Noi abbiamo ridotto 1300 metri di scaffali. Può sembrare una stupidaggine, poi in realtà abbiamo buttato via 1,3 km di scaffali con carte e li abbiamo sostituiti con i floppy, quindi una informatizzazione straordinaria del nostro sistema. Dall'altro quello del commissariamento della terza corsia, ma cosa potevo fare? In un momento di difficoltà in cui il governo non riesce a far fronte a tutte le proprie esigenze, ci siamo detti: la terza corsia è fondamentale, anche e soprattutto adesso che si è aperto il passante di Mestre. Lo facciamo da noi, lo facciamo in project financing, con i soldi del nostro traffico, ci finanziamo col traffico delle nostre regioni, e io ho voluto assumere questa responsabilità per velocizzare, perché se non ci fosse un commissariamento oggi saremmo un giorno un comune, un giorno l'altro, un giorno una provincia, un giorno un nucleo industriale, un giorno una comunità montana, che ne so, che ci si metterebbero purtroppo tra i piedi. Quindi ho detto: il commissariamento ci serve, e in un momento di crisi ho detto lo faccio gratis, perché ritengo che tra i compiti di una Presidente di Regione ci sia anche quello di risolvere il problema di viabilità, e ho rinunciato a 300.000 euro all'anno di compenso, di cui, guardate, francamente non sono per nulla pentito, anche perché non è che fare il Presidente della Regione lo fai gratis, ti pagano anche bene. Io ho sentito il dovere di fare questo lavoro di commissario della terza corsia all'interno di quel compenso che già avevo, e sono orgoglioso di aver fatto questa scelta. La nostra è una regione che ha dimostrato sempre una grande forza, una grande autonomia, eccetera, e soprattutto nei momenti difficili, no? Perché ci siamo assunti responsabilità. Penso al terremoto, penso al fatto che siamo l'unica regione in Italia che gestisce da sola il proprio sistema sanitario. Adesso anche questa vicenda della terza corsia, ma perché? Perché sappiamo che nei momenti difficili la nostra gente cosa fa? Si carica la responsabilità sulle spalle e parte. Sicuramente una delle cose più importanti e curiose sono le previsioni, e noi chi abbiamo trovato? Il re delle previsioni, il tenente colonnello Massimo Morico. Allora, Massimo, benvenuto in Friuli. Diciamo che ti ho osservato questi giorni e hai indovinato le previsioni perfettamente.
Ma tu mi hai chiamato re, evidentemente qualche cosa c'è. No, scherzi a parte, noi sai che lavoriamo sempre in base a dei modelli matematici, poi abbiamo il supporto di tutto il nostro ufficio, siamo tante persone sia a Pratica di Mare che sparse un po' su tutta l'Italia, perché se non ci fosse il supporto di tutti gli operatori che ogni mezz'ora, ogni ora escono per osservare il tempo, quindi aggiornarci in continuazione, sicuramente le previsioni non sarebbero così ottime. Devo dire che in questi giorni le abbiamo prese, qualcuno dice le abbiamo prese, però abbiamo studiato bene, io rispondo, e di conseguenza abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo visto anche prima le gare di sci, c'era il sole, quindi abbiamo dato un po' di luce a tutti quanti. Infatti Massimo, volevo farti i complimenti perché hai portato il sole non solo a Tarvisio, quindi in Friuli, ma anche qui, perché c'è stata tantissima gente e tu avevi previsto che ce ne sarebbe stata ancora di più il fine settimana. Ma questo sì, infatti durante le previsioni, durante i nostri sketch che facciamo, chiamiamoli così, noi parliamo anche del tempo che c'è qui a Milano, siamo ospiti del BIT, abbiamo detto che il tempo era buono, quindi tutti potevano uscire tranquillamente, magari vestirsi un po' a cipolla, nel senso che la mattina fa un po' freddo, però come arrivano in fiera iniziano a togliersi il cappotto e il maglione, perché qui con questa divisa sento abbastanza caldo. Non sono libero come te, eh? Noi però ti vogliamo vedere anche in Friuli, non solo a Roma, devi venirci a trovare, prima o poi. Se mi vedi sicuramente vengo, anche perché ho un cognato lì, ho un parente, per cui facciamo tutto perfetto, tutto in famiglia. Vicepresidente Ciriani, il Friuli nonostante la crisi gode di buona salute, ha avuto un incremento turistico l'anno scorso, si presume che possa avere un incremento ottimale anche in futuro. Noi naturalmente ce lo auguriamo e stiamo lavorando per raggiungere questo obiettivo, che è molto complicato perché naturalmente la crisi economica mondiale coinvolge anche i consumi turistici. Il 2008 è stato un anno positivo perché è stato un anno difficile per tanti, il segno negativo per tante regioni, la nostra invece ha chiuso con un più 2% sia negli arrivi che nelle presenze. I primi mesi sono andati abbastanza bene perché la neve è abbondante, ha portato molta gente nei nostri poli turistici invernali. Certo non ci illudiamo che sarà sempre così, però insomma siamo ottimisti, abbiamo il dovere di essere ottimisti e quindi lavoriamo tutti quanti insieme perché il 2009 sia un anno comunque in positivo. Ecco Vicepresidente, il Friuli sta assumendo sempre più un ruolo centrale nell'Europa, oltre che in Italia, ed importante, e questo è sicuramente logisticamente importante anche per il futuro del turismo europeo, no? Sì, certo, perché l'abbattimento delle barriere anche fisiche, soprattutto con l'Europa centrale, l'Europa dell'Est, favorisce anche gli scambi turistici, anche naturalmente in entrata, non solo in uscita. Peraltro il Presidente Tondo ha assunto anche l'incarico di Presidente di Alpe Adria, quindi l'organismo che raggruppa tutte le regioni del centro e sud Europa. Noi puntiamo proprio su questi mercati perché sono i mercati tradizionali della nostra regione e i mercati che potenzialmente offrono di più, e abbiamo una serie di iniziative proprio in questi mesi, in queste settimane, per promuovere la nostra regione nell'Europa centrale, nell'Europa dell'Est, confidando nel fatto che i nuovi mercati scelgano le spiagge, soprattutto del Friuli Venezia Giulia, come destinazione turistica estiva, e poi naturalmente ragioneremo anche per la destinazione turistica invernale. Dottor Kainer, praticamente Villa Manin sta tornando in auge per un insieme di iniziative e anche di proposizioni che lei intende portare avanti. Ma direi di sì, Villa Manin è un patrimonio inestimabile della nostra regione, è giusto sfruttarlo non solo come contenitore ma anche come elemento propositivo di più iniziative, che non può esaurirsi solo nella cultura ma anche con un grande collegamento con il territorio, con un positivo riscontro in termini di entusiasmo da parte degli organismi che vengono contattati. Quindi ci potremmo aspettare comunque iniziative importanti ma anche un po' innovative, no? Ma direi di sì, l'innovazione sta nel creare delle cose nuove, delle cose che comunque non vadano a dimenticare la nostra tradizione, ma portino qualche novità, qualche elemento molto importante, soprattutto, ripeto, perché il Friuli è una bellissima regione, Friuli Venezia Giulia è una bellissima regione e io sono sempre più convinto che unita può fare grandi cose e Villa Manin può essere un momento catalizzatore di questa unione. E guardi, conoscendola posso anche dire che buon sangue non mente, perché visto che in famiglia c'è anche una medaglia d'oro che adesso andremo a intervistare, le prospettive sono sicuramente ottime. Ma diciamo che a casa mia si è vissuto di lavoro, di arte, di sport e di alpini
ed è un purpurì che caratterizza credo abbastanza bene il Friuli Venezia Giulia. Non posso nascondere un po' d'emozione trovandomi vicino a una persona che ci ha emozionato molto. Sto parlando ovviamente di Chiara Cainero. Lei, sapete, medaglia d'oro, praticamente ha sbalordito l'Italia perché in una disciplina che tutti vedevano maschili, invece tu hai sorpreso tutti, sei stata bravissima. Allora, com'è stato? Spieghiamo un attimino la fatica per arrivare a un traguardo del genere e come la vivi poi dopo questa medaglia d'oro, Chiara? Ma il lavoro è un lavoro lungo, articolato, che inizia 4 anni prima, quindi ci sono tanti sacrifici, tante rinunce, tanto lavoro da fare. Comunque la mia consapevolezza era di essere arrivata lì il 14 agosto, aver fatto tutto quello che c'era da fare, quindi come andava, poi ci vuole sempre quel pizzico di fortuna che ti deve accompagnare per tutta la gara. Il dopo è stato un po' duro da gestire perché tante premiazioni, tante cose, tante interviste a cui non sei abituata, cose che dici, i giornali ne scrivono altri, quindi il dopo è molto difficile da gestire. Ho ripreso gli allenamenti, adesso sono qui per rappresentare la mia regione, è un piacere. Io ti faccio i complimenti perché in effetti è una persona veramente molto semplice, un po' come tutta la gente friulana. Però toglimi una curiosità, Chiara, perché in effetti un atleta come te, che tipo di alimentazione fa per arrivare, perfettamente con le carte in regola per poi competere come è stato alle Olimpiadi? Sì. Ma lì l'alimentazione ogni atleta se la costruisce un po' su se stesso, non dobbiamo essere magrissimi e non dobbiamo andare nei sovrappeso, quindi essere troppo magri non va neanche tantissimo bene. Cerco di mangiare bene, mangio la dieta mediterranea classica, parto sempre col prosciutto di San Daniele, non lo dico perché, comunque il prosciutto è un alimento importante per noi, se devo scegliere mi porto il crudo di San Daniele piuttosto che il grana, quindi è un'alimentazione variata, naturalmente non bisogna esagerare come in tutte le cose. Una donna sul primo posto ha destato un po' di curiosità, come l'hai vissuta questa? Questa è una disciplina che comunque ha aperto una nuova strada, no? Sì, per me il fatto che una donna abbia vinto in uno sport prettamente maschile spero sia di buon auspicio per le donne che lo praticano. È vero che non siamo tantissime, magari aspettiamo i prossimi 2 anni per vedere se c'è un aumento a livello femminile. Spero di aver regalato emozioni belle anche alle ragazze italiane che sparano e magari che anche loro possano sognare di poter arrivare su quel gradino. Siamo con il nuovo direttore di Giovanni, il direttore, insomma, qui alla BIT sembra che il Friuli sia sempre in auge, proposte innovative di qualità, ma all'insegna comunque del non sprecare. Diciamo che il tipo di atteggiamento che abbiamo voluto tenere nei confronti di questa importantissima manifestazione. Abbiamo deciso però comunque di lavorare sulla razionalizzazione del rapporto costi-benefici, per cui abbiamo ridotto di 600 metri quadri la metratura dello stand, abbiamo utilizzato anche gli allestimenti dell'anno scorso per risparmiare anche qui delle risorse da destinare ad altro, però mi sembra che il risultato, poi ce lo direte voi, sia di un certo tipo, insomma qualitativamente molto buono e diciamo con un approccio un po' più sobrio che faceva parte di segnali che la Giunta regionale fin dall'inizio ha voluto dare nei confronti di manifestazioni di questo tipo. Però sono decisamente soddisfatto, mi sembra che anche quest'anno lo stand del Friuli Venezia Giulia sia lo stand più importante sotto moltissimi punti di vista, per cui sicuramente rappresentativo dell'offerta turistica integrata che vogliamo andare a proporre in Italia e all'estero. Ci sono delle conferme, tipo naturalmente la presenza della pattuglia acrobatica nazionale, Frecce Tricolori, che è un fiore all'occhiello della nostra regione, per cui riconfermate e volute con forza. Ci sono diverse novità, oggi abbiamo annunciato per esempio questo accordo col consorzio di San Daniele attraverso il quale nei prossimi mesi andremo a marchiare tutta quanta la produzione del consorzio con il nostro claim, per cui ospiti di gente unica. Andrea Pellizzari, più Mr. Brown o più Andrea? Benvenuto qua alla BIT, friulano doc, ma insomma
c'è anche un po' di Mr. Brown in Friuli, no? Mandi, innanzitutto. Sì, non lo so, sai, Mr. Brown è una cosa che ho sempre avuto dentro, credo, fin da piccolo, quindi sai quelle cose che avresti voluto fare, che non potevi fare perché magari da bambino i genitori ti avrebbero picchiato, ti avrebbero messo in castigo perché, cioè, che ne so, rompere un oggetto, E con Mr. Brown mi sono inventato questa cosa, mettendo un impermeabile posso fare quello che voglio, poi rischio di prenderle, però alla fine non le prendo mai. Senti, tu ormai sei diventato famoso, sei un friulano di quelli che è partito in sordina, però sei imposto al piccolo schermo con personalità. Quanto c'è della tua friulanità in questo tuo modo artistico? Beh, se tu noti, se fai il confronto tra tutte le Iene, noi siamo circa una ventina, vedi la differenza, no? Nel modo di approcciare alle cose, cioè molti magari sono aggressivi, no? Rispetto a me, io sono meno aggressivo ma più incisivo, nel senso che vado a fondo delle cose ma con metodo, non con aggressività, non con rabbia, non con cattiveria. Questo forse è un po' quello che ci rappresenta, no? Nel senso che noi siamo caparbi, andiamo avanti teste dure, capito? Certo. Questo è il Friuli che mi porto dentro. Ebbene, questa volta ho proprio deciso di prendere il volo, però prima di partire qualche consiglio me lo devo far dare da Massimo Tavolo. Beh, assolutamente, direi che un paio di consigliucci prima di farti decollare devo per forza darteli, anche perché la macchina, pur essendo semplice tutto sommato, magari per chi non ha mai volato può nascondere qualche insidia. Max, sulla semplicità discutiamone, però comunque deve essere veramente un eroe chi guida un arnese di questo genere. No, lo sai che non siamo eroi, siamo solo dei professionisti, piloti dell'aeronautica militare e che tu conosci oramai da tanto tempo. Ci addestriamo con passione, amiamo il nostro lavoro, amiamo il Friuli Venezia Giulia, abbiamo il nostro paese. Guarda Massimo, io ho provato un'emozione a salire su questo veicolo, veramente strepitoso, però provo un'emozione come tutti gli italiani quando vedono sfrecciare le frecce tricolori, per due motivi. Sono un orgoglio nazionale, ma anche perché siete molto impegnati anche nel sociale. Beh, sicuramente, perché lo sai che io dico sempre che siamo ragazzi fortunati, ragazzi che hanno realizzato un sogno, quindi secondo me è anche un dovere aiutare chi è stato meno fortunato di noi. Tanto per sorprendere chi troviamo allo stand del Friuli, Valerio Staffelli. Ah, ce l'hai con me. Ciao Valerio. Ciao, come va? Allora, bene, no, a me va bene, a te come va? A me va ancora meglio, se sei poi qua a dedicarti a queste meraviglie del nostro bel paese, insomma, vuoi dire che stiamo male? No. Quindi qui non ci sia tapera? No, qua no, assolutamente. Qui si assaggiano i prodotti enogastronomici della nostra bella Italia e poi si vedono un sacco di cose interessanti. Sappiamo anche che fra l'altro, fra le tante cose nel portare un tapiro di qua e di là, sei anche un buon gustaio, tu, insomma, tu di gastronomia te ne intendi? Beh sì, insomma, mi piace mangiare bene, ma mi piace bere bene, questa è la cosa più importante. Ascoltami, una ricetta così che ti viene in mente? Ma guarda, è difficile, no, perché dovrei dare la preferenza ad un paese piuttosto che a un altro, invece dico che siccome siamo qua nel Friuli, potrei parlare dei bianchi del Friuli che sono strepitosi. Devo dire che ultimamente ho assaggiato un prodotto veramente straordinario. Mangi, bevi questo bianco e alla fine ti senti veramente bene. Non ti dà fastidio la testa, è un bianco che ti lascia una buona bocca, straordinario. Complimenti a questi signori. Ci scommettiamo allora che magari avvisiamo Moreno Morello, lui che è di corsa, lo aspettiamo in Friuli, nei colli magari orientali. Ma lui si allena sui colli, se no non potrebbe essere così veloce e smilzo, no? Vero. Valerio, grazie mille di essere venuto qua, insomma in bocca al lupo, sei un grande, ovviamente mandiamo i saluti a tutti i friulani. Assolutamente, saluto a tutto il Friuli, che è una parte della mia famiglia perché le mie origini sono, pensa, di Sacile. Addirittura. E quindi Sacile, Treviso, la zona, metà della mia famiglia è di quelle parti, mezzo Friuli e mezzo Veneto. Sei vicino a Pordenone, grande Valerio. Sì. Ciao. Ciao Valerio. Ciao. Valerio Staffelli, Striscia la notizia, Friuli Venezia Giulia. Così si deve concludere.